È tempo di derby anche per il Calcio Padova femminile, che nell'ultima giornata del girone d'andata in Serie C ospita il Venezia per una sfida molto sentita. Il Venezia la scorsa estate ha rilevato il titolo sportivo del Marcone ed è partita bene in questa Serie C. Il Padova invece ha un pochino faticato, deve riscattarsi e approccia bene la gara. Già dopo 6 minuti ci prova a Saggion con il destro, la sua conclusione però termina fuori. Poi questo calcio di punizione di Camilli del Venezia non ha difficoltà a parare Pacagnella. 13° minuto e arriva anche il gol del vantaggio del Padova e lo sigla ancora Greta Ponte, che è molto brava dopo una mischia a cedersi nell'area del Venezia, segnare da opportunista di sinistro, e così il Padova si porta in vantaggio. Possono festeggiare le ragazze di Murru, che però soffrono un po' nella seconda parte di primo tempo. Qua è un'occasionissima per il Venezia da salvare tutto. Pacagnella che devia con il piede sulla traversa il tiro di Camilli. Qua invece l'uscita non è perfetta, ma Centasso non ne approfitta. Il Padova si fa vedere poi verso il 35° minuto del primo tempo. C'è questo calcio d'angolo, poi la difesa del Venezia non libera bene, ci prova Marta Michelon con il sinistro. La conclusione però è un po' velleitaria, passa meno di un minuto. Ottimo lancio di Saggion per Catuzzo, che si infila in area di rigore ma viene anticipata all'ultimo dal portiere. Si arriva nel secondo tempo. Nella prima parte non succede molto, poi però il Padova ha più di un'occasione per poter raddoppiare. Qua va anche a segno con Carli, ma l'arbitro annulla per un sospetto fuorigioco. Più che altro l'arbitro ha visto il fuorigioco, forse non c'era, fatto sta che si rimane sull'1-0. Carli ci prova ancora, il tiro però è parato. Poi è Saggion a andare con il sinistro ma non inquadra la porta. Ancora il Padova, che meriterebbe, anche per quanto fatto vedere nella ripresa, il gol del raddoppio. Qua c'è il lancio lungo per Carli, la sua mira però è ancora sbilenca. Invece si arriva all'85° minuto. Qua non interviene bene il centrocampo del Padova, allora scatta sul filo del fuorigioco Zuantica, tu per tu con il portiere, lo salta e segna così il pareggio. Anche qui una sospetta posizione di fuorigioco. In questo caso però il guardalinee non alza la bandierina, l'arbitro convalida il gol ed è il pareggio del Venezia con Zuanti, che quindi riacciuffa il Padova proprio a 5 minuti dal 90°. Biancoscudate che ci provano anche alla fine, ma ancora il tiro di Saggion non inquadra la porta e così termina 1-1 tra Padova e Venezia. Finisce anche il girone d'andata biancoscudato. Il Padova riesce ad agguantare quantomeno il quartultimo posto e ricomincerà la settimana prossima contro l'Unterland Damen.